Dai, Benvenuti a Treviso, Potremmo definirli i trevigiani dell'altro mondo, quello che i loro avi hanno affrontato andando a catar fortuna. Sono i discendenti dei nostri migranti, quelli che alla fine dell'Ottocento hanno lasciato la miseria dei bisnenti col miraggio di poter avere un pezzo di terra tutto loro, senza dover dividere i raccolti col paron, con il prete e con mille altri pretendenti, con il risultato di non avere di che da mangiare. Così è stato colonizzato il Rio Grande do Sul in Brasile, ma anche parte dell'Argentina e molte altre terre dell'America Latina. E così è nata Treviso, comune brasiliano dello stato di Santa Caterina nella microregione di Criciúma. Criciúma è una colonia veneta, diciamo, è una colonia italiana però con la maggioranza di veneti, sono discendenti di veneti. Abbiamo una scuola grande e abbiamo questa idea di cominciare questo gemellaggio con la regione del Veneto in Italia. Ma è vero che avete anche un fiume Piave? Sì, è vero. Micro si fa per dire, considerando che si parla di oltre 2 milioni di chilometri quadrati, quando tutto il Veneto ne fa appena 18.345. E se i nostri emigranti con sangue e sudore, aratro ed esplosivo hanno reso fertili questi territori, le nuove terre non sono riuscite a recidere le radici con il vecchio mondo, che i loro pronipoti vengono a scoprire. Ma in fondo anche noi dovremmo tornare a riflettere sulla nostra immigrazione. Lo spirito con il quale i nostri nonni, bisnonni andavano nelle terre sconosciute in America, in Australia o in Brasile era totalmente diverso rispetto allo spirito con il quale molti purtroppo vengono nel nostro territorio. Dico purtroppo perché se lo spirito fosse lo stesso, forse il processo di integrazione sarebbe molto più semplice. Flussi e riflussi di una storia che in fondo si ripete, supportata dai ricordi tramandati di generazione in generazione. Oggi quasi tutti faticano ad articolare il Veneto ed è per questo che cercano un ponte con la terra dei loro avi, anche magari per capire quello che i nonni cercavano di nascondere. I suoi nonni parlavano italiano a casa, lui ricorda quando c'era un segreto che i bambini non potevano capire, parlavano italiano a casa. Sì, quando non